Ancora un episodio violento a Trieste, una rissa scoppiata fra Piazza Garibaldi e Via della Raffineria, coinvolta almeno 10 persone. La rotta balcanica si intensifica, 11 passer arrestati in un mese dalla polizia di frontiera di Trieste, 34 i migranti irregolari portati in territorio italiano. Una vampata generata dall'acqua gettata sull'olio bollente, complice anche l'alterazione di bevande alcoliche, così è scoppiato l'incendio al campeggio dell'Obelisco. Il porto di Trieste entra nella fase conclusiva dei lavori di ampliamento e ammodernamento tecnologico del varco quarto, il principale gate di ingresso allo scalo. Il presidente dell'ANPI, Fabio Ballon, non è contrario all'ipotesi di rimodulare le cerimonie in risiera, però bisogna cominciare subito a confrontarci. Domani la mezza maratona e la Family che chiudono l'edizione 2025 della Spring Run, chiusura dalle 6 di Costiera, Viale Miramare, Porto Vecchio e le Rive. Cincillà, il Cavallino Bianco, l'omaggio a Strauss, concerti in Piazza Verdi, l'operetta torna regina dell'estate triestina, domani al Miela, aperitivo con Alessio Colauzzi. Buonasera telespettatori di Tele4 e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale che si apre ancora con la cronaca, ancora con un ennesimo violento episodio accaduto in Piazza Garibaldi. Una rissa fra 10 persone è divampata l'altra notte costringendo polizie e carabinieri ad un maxi intervento. Sull'episodio indaga la questura. Ennesima rissa a Trieste, un episodio violento che riaccende i riflettori su una zona problematica della città, ovvero Piazza Garibaldi. Il fatto è avvenuto nella notte fra giovedì e venerdì e ha coinvolto almeno 10 soggetti, la maggior parte già noti alle forze dell'ordine. Calci, pugni, urla e minacce, uno scontro sviluppatosi fra Via della Raffineria e la vicina piazza. Il trambusto ha svegliato molti residenti e qualcuno ha chiamato il 112. Sul posto sono arrivati 3 equipaggi della squadra volante e una gazzella dei carabinieri. All'arrivo delle forze dell'ordine, i partecipanti alle violenze erano ancora tutti presenti. Si tratta per lo più di cittadini italiani, ma c'erano anche stranieri. L'unico rimasto visibilmente ferito nella rissa è di nazionalità romena. L'uomo è stato portato in pronto soccorso all'ospedale di Cattinara, non in gravi condizioni. Difficili invece le operazioni di identificazione degli altri soggetti che non si sono mostrati collaborativi con le forze dell'ordine, tanto che una persona è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale. Ancora una volta, uno dei protagonisti della vicenda è l'abuso di alcol. La dinamica dei fatti di quella notte appare poco chiara proprio per la mancanza di collaborazione da parte dei presenti che hanno preferito non proferire parola su quanto era successo. Le investigazioni dunque puntano sulla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. I controlli di polizia al confine con la Slovenia hanno permesso di arrestare 21 persone in un mese, 11 di questi sono passer. Complessivamente hanno trasportato in Italia 34 migranti irregolari. 21 persone arrestate dalla polizia di frontiera di Trieste nel giro di un mese, 11 di queste sono passeur accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Fra i migranti irregolari arrivati in territorio italiano, 34 in tutto, anche cittadini cinesi, poi destinati a essere smistati in altre città d'Italia ed Europa per lavorare in regime di semischiavitù, a testimonianza di come questa particolare tratta si stia intensificando. Gli altri arrestati sono cittadini di varie nazionalità, albanesi, romeni, croati e serbi, destinatari di ordini di carcerazione per reati commessi in diverse località d'Italia. Complessivamente fra il 27 febbraio e il 30 marzo la polizia ha dunque tratto in arresto 14 persone in flagranza di reato e 7 in esecuzione di provvedimenti emessi dal tribunale. Per quanto concerne il trasporto illegale di migranti, particolare l'episodio del 16 marzo. Al valico ferroviario di Villa Opicina, 7 giovani bengalesi sono stati controllati a bordo di un treno proveniente dalla Slovenia. Tutti i soggetti hanno dichiarato di non possedere documenti. Tuttavia, in seguito, uno di loro ha presentato il proprio passaporto e permesso di soggiorno, rilasciato in Croazia e valido al momento dell'identificazione. Dopo altre verifiche è emerso che un secondo bengalese era in possesso del permesso rilasciato dalla Croazia, ma scaduto. Approfondite verifiche però hanno portato alla luce un'altra verità. I 2 bengalesi in realtà erano passeur e stavano accompagnando i connazionali in Italia. Per questo sono stati arrestati e portati al carcere del Coroneo.
Un altro passeur invece è stato arrestato al valico di Caresana. Si tratta di un 60enne ucraino che portava una famiglia turca, una giovane coppia con 2 bambini. Le vetture utilizzate dai passeur erano intestate sia a privati che a imprese commerciali. Tutte le auto, immatricolate in vari paesi come Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Germania, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Romania e Ucraina, sono state sequestrate. È stato un incidente domestico a provocare l'incendio al campeggio all'Obelisco in Strada Nuova per Opicina, complice del fatto anche l'abuso di alcol. Vediamo la ricostruzione. Avrebbe gettato acqua sull'olio bollente, generando così la vampata che lo ha leggermente ustionato. Un incidente complice anche l'alterazione di sostanze alcoliche. È l'ipotesi che circola per spiegare l'incendio scoppiato la sera del 1° maggio al campeggio all'Obelisco in Strada Nuova per Opicina. Dunque il tutto sarebbe partito dall'attività di barbecue finita male. Il responsabile sarebbe un cittadino italiano di mezza età. Quel giorno le piazzole dove sostano i camper, biciclette e moto sono letteralmente sparite. Ora si vede solo un cumulo di macerie, diversi mezzi carbonizzati, così come anche i materiali da campeggio esposti. Le fiamme avevano raggiunto anche delle bombole di gas GPL, poi l'esplosione. Poteva essere una tragedia. Nel campeggio, in quel momento, erano presenti 150 persone, fra residenti e turisti. Molti coloro che avevano scelto di uscire dalla struttura, altri invece si erano semplicemente spostati di piazzola per non rimanere coinvolti nell'incendio. Il fumo nero della combustione si vedeva da tutta Trieste. Sul posto erano intervenute le autobotti dei pompieri, sia del distaccamento di Opicina che della sede centrale. Domate le fiamme e messe in sicurezza le altre bombole di gas, i vigili del fuoco hanno delimitato l'area. Ieri mattina al sopralluogo dei pompieri, mentre dei tecnici verificavano lo stato dell'impianto elettrico. Questo pomeriggio il personale della Capitaneria di Porto ha effettuato un intervento a favore di un'imbarcazione di circa 13 metri con 2 persone a bordo che imbarcava acqua da poppa mentre si trovava in navigazione a circa 4 miglia al largo del castello di Miramare. La segnalazione è pervenuta alla sala operativa da un'altra unità presente in zona. Immediatamente è stata inviata sul posto la motovedetta CP881, il cui personale ha prima provveduto a esaurire l'unità da diporto utilizzando le proprie attrezzature di bordo, per poi scortarla in sicurezza sino all'ormeggio situato nel porto del villaggio del Pescatore. Se n'è andato dopo una breve malattia una delle figure chiave dell'industria navale nazionale, Enrico Buschi, classe 1947, dopo gli studi a Genova, trascorrerà tutta la sua vita a Trieste. Da giovane ingegnere inizia la sua attività professionale in Italcantieri, poi Fincantieri, fino a raggiungere i vertici negli anni 90 come direttore generale. È sotto la sua sapiente guida che l'industria delle navi da crociera conosce una crescita esponenziale, con fatturati record che incidono sul PIL dell'intera nazione. La sua indole di uomo buono, gentile, generoso ed estremamente attento alle risorse umane e al lavoro di squadra gli portano una grande stima da parte di tutti i suoi colleghi, dagli operai dei cantieri ai progettisti e ai dirigenti. Ha un modo di lavorare inclusivo con una sensibilità non comune rispetto ai risvolti umani ed etici del fare impresa. Il porto di Trieste entra nella fase conclusiva dei lavori di ampliamento e ammodernamento tecnologico del varco quarto, il principale gate d'ingresso allo scalo, che dovrebbero concludersi entro il 2026. Migliorie si stanno apportando anche nell'area della futura piattaforma logistica. Negli ultimi mesi, anche con la crescita del nuovo traffico, obiettivamente i varchi sono stati un po' sotto pressione e giustamente anche le categorie degli operatori locali hanno sottolineato questa cosa, ma diciamo che l'autorità portuale si è mossa anche assieme alle altre istituzioni per cominciare a risolvere i problemi. Il varco quarto, principale ingresso al porto di Trieste, diventa sempre più ampio, tecnologico e funzionale. L'autorità portuale intende completare la digitalizzazione delle procedure entro il 2026. Il progetto, per il quale è stato pubblicato il bando di gara con base d'asta di circa 220.000 euro, prevede la realizzazione di un sistema di varco integrato che combinerà componenti fisiche e digitali. Su questo varco noi abbiamo fatto partire la progettazione che nel corso di un anno e mezzo dovrebbe poi sfociare effettivamente nei lavori per la riprogettazione completa del varco. Significa le tecnologie, le telecamere, tutta la parte digitale che metterà assieme dei controlli che saranno a questo punto veramente dematerializzati su tutte le componenti, la sicurezza, il riconoscimento dell'autista, il passaggio del mezzo e il passaggio doganale che è già gestito attraverso la nostra piattaforma del Port Community System.
poi amplieremo anche le corsie che saranno utilizzate, questo ovviamente in un percorso che vedrà la collaborazione di tutti i corpi istituzionali. Intanto si procede alle migliorie per l'ingresso all'ex area della Ferriera di Servola per la gestione dei traffici che hanno ripreso vigore nella prospettiva futura della piattaforma logistica. Già oggi però abbiamo attivato in emergenza una serie di interventi al varco della piattaforma logistica che era molto sotto pressione, sempre in collaborazione con tutti i corpi istituzionali abbiamo ampliato le piste anche in collaborazione con il varco e quindi diciamo dalla prossima settimana la situazione è effettivamente anche molto tesa che c'era sul varco lì dovrebbe cominciare a risolversi ed è un passo fondamentale. Ripensare le celebrazioni in risiera per renderle più interessanti ad un pubblico giovane. L'assessore Rossi ne ha parlato giorni fa a Trieste in diretta. Oggi il presidente dell'ANPI risponde dichiarandosi d'accordo a patto che un dialogo serio sia affrontato per tempo. Fra 3, 4, 5, 10 anni, ma chi verrà in risiera? Non viene nessuno. Allora oggi come andiamo a cooptare le nuove generazioni perché non solo vengano in risiera per vedere quello che è successo, tante classi da tutte le parti del nostro, perché è un conto, no? Ma quanto sentano e partecipino a questi eventi. Fossero una provocazione, fossero persino una fuga in avanti, magari solo per tastare il terreno. Le parole dell'assessore comunale alla cultura sulla necessità di rivedere o reimpostare le cerimonie in risiera per renderle più interessanti per un pubblico di giovani non sembrano essere cadute nel vuoto. Anzi, Fabio Vallon, presidente provinciale dell'ANPI, componente il comitato 25 aprile che appunto organizza le celebrazioni per il giorno della liberazione, le raccoglie volentieri. Qui siamo assolutamente favorevoli a rivalutare la formula, si potrebbe pensare a varie cose, ovviamente va fatto per tempo, vanno fatti dei tavoli paritari, noi siamo assolutamente disponibili. Vallon sottolinea proprio la necessità di far diventare gli appuntamenti del 25 aprile e del 27 gennaio, sempre meno partecipato, più adatti alle nuove generazioni, ma non rinuncia ad una piccola frecciatina. Credo che garantire una maggiore partecipazione, soprattutto dei giovani, e anche magari una partecipazione un po' più tranquilla, visto quello che è successo negli ultimi anni, è sicuramente una cosa che a noi fa piacere. Certo, la questione è ancora in una fase meno che embrionale e la soluzione generale appare assai complessa. In ogni caso, il presidente dell'ANPI ha le idee chiare su ciò che di fatto appiattisce quegli appuntamenti. Con il sistema classico della manifestazione, con gli oratori e le corone e le orazioni religiose, non basta. Non è così facile, ma magari trovando delle cose un po' diverse. Bisogna avere un po' di tempo e pensare, sparare delle idee e vedere cosa può venire fuori, ma sicuramente se continuiamo così saremo sempre meno persone presenti e sarà sempre meno importante le due cerimonie. Come sarà la composizione delle persone in età lavorativa in Friuli Venezia Giulia nei prossimi anni? È l'argomento del sondaggio della CGA di Mestre che come ogni sabato viene reso noto appunto dall'ufficio stampa. Vediamo il servizio. Il calo demografico previsto dalle proiezioni per i prossimi anni prevede che fra 10 anni in FVG quasi 10.000 persone in meno saranno in età lavorativa, quindi il futuro di alcuni settori come il mercato immobiliare, dei trasporti, della moda e del turismo potrebbero andare in crisi. Se alla recessione demografica aggiungiamo l'instabilità geopolitica, i dazi, la transizione energetica e quella digitale, nei prossimi anni anche le imprese del Friuli Venezia Giulia sono destinate a subire dei contraccolpi spaventosi. All'inizio del 2025 questa fascia demografica contava poco meno di 738.000 persone, nel 2035 si prevede che la platea scenderà a quasi 688.000. È evidente che tutto questo avrà delle conseguenze negative anche sulla crescita economica. Ecco perché è necessario che a livello europeo si cominci a discutere di un nuovo piano di aiuti e di ripresa, un nuovo Next Generation, questa volta però dedicato rigorosamente al mondo del lavoro.
Con un numero sempre più ridotto di giovani e un consistente gruppo di baby boomer prossimi all'uscita dal mercato del lavoro per raggiunti limiti d'età, il nostro paese rischia lo spopolamento della corte anagrafica potenzialmente occupabile. I sindaci dei comuni devono avere titolo per partecipare alla discussione sui livelli dei servizi rivolti ai cittadini. Tuttavia è fondamentale che evitino di entrare, come purtroppo sta accadendo, nei meccanismi di gestione delle modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie e talvolta persino andando ben oltre le competenze esercitate direttamente dalla Regione attraverso le aziende sanitarie. Lo ha affermato oggi l'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi al convegno Comuni ed aziende sanitarie per la tutela della salute dei cittadini. Secondo Riccardi, riporta una nota, è necessario distinguere tra le aspettative e i bisogni della popolazione, mettendo al centro le condizioni reali e lasciando alle aziende sanitarie l'autonomia gestionale e quindi la piena assunzione delle responsabilità operative. La capacità di risposta, ha aggiunto Riccardi, deve poi essere valutata secondo modelli precisi. In questo Paese, anni fa, è stata compiuta la scelta giusta, quella di superare i comitati di gestione delle unità sanitarie locali, dove i sindaci partecipavano per assumere scelte di gestione, compresa la destinazione puntuale del personale. Ogni tanto si avvertono rigurgiti di quella mentalità e credo si tratti di un esercizio estremamente pericoloso. Riccardi ha quindi sottolineato: non mi riferisco soltanto agli amministratori locali, quanto a una fortunatamente limitata parte della componente professionale, che nel momento in cui non vede soddisfare determinate richieste, finisce per alimentare iniziative che poi trovano eco in posizioni assunte dai consigli comunali e spesso, leggendo certi atti, non posso che provare preoccupazione perché non sono quelli i luoghi nei quali si possono stabilire il numero dei posti letto di una struttura sanitaria. Ora ci fermiamo per la pubblicità. Poi torniamo con ancora altri servizi, parleremo di operetta, parleremo della Spring Run, ma anche andremo a fare una capatina a Barcola per vedere che cosa è successo nel primo weekend di maggio. Rimanete con noi, dopo la pubblicità torniamo. Rientriamo in studio, il copione si ripete, i triestini e con tutta probabilità anche i turisti hanno preso d'assalto Barcola, una sorta di prova generale dell'estate. Magari persino in ritardo rispetto a quanto qualche ardito ci aveva abituato, oggi Trieste, nella fattispecie Barcola, ha fatto le prove per l'estate e quantomeno da un primo sguardo la faccenda promette bene. Approfittando della bella giornata e probabilmente tenendo conto che da domani la situazione meteo volgerà al peggio anche a Trieste a partire dal pomeriggio sera, in molti hanno preso d'assalto. Quante volte ci avete sentito utilizzare questa formula? La Riviera Barcolana per acchiappare il primo o forse i primi soli della stagione. Queste giornate poi rappresentano un test anche per la zona, da tempo parecchio attenzionata per quanto riguarda il traffico, che però in questi giorni si è assai riversato anche in centro. È noto che Trieste Trasporti sta pensando di potenziare ove possibile il collegamento marittimo, laddove un asset non da poco è rappresentato dalla 20 Barrata, prolungata fino a Piazzale Kennedy. Sia come sia, difficile immaginare che quanti oggi hanno occupato fino a pomeriggio inoltrato gli spazi dalla Pineta in avanti si siano posti altri problemi, se non appunto quello di riprendere un'abitudine consolidata che rende Trieste unica. La FIM CISL del Friuli Venezia Giulia e le RSU aziendali del sito Leonardo di Ronchi dei Legionari accolgono positivamente il rafforzamento dell'intesa tra Italia e Turchia e la confermata centralità del sito regionale. Ci attendiamo che la joint venture con Baykar presenti realmente importanti opportunità per Ronchi dei Legionari in termini di investimenti e di occupazione. Lo afferma in una nota il segretario regionale della FIM CISL Pasquale Stasio. Il sindacalista ricorda che il sito produttivo di Ronchi risulterebbe centrale nel progetto della joint venture per la produzione di velivoli unmanned, anche perché oggi è l'unico di tutto il gruppo Leonardo in cui vengono prodotti velivoli militari senza pilota. Secondo Stasio dovranno essere valorizzate la capacità, il know-how e la storia di questo sito produttivo e su questi temi stiamo trovando anche il sostegno e il supporto del governo regionale che monitora costantemente la situazione. Attendiamo la convocazione da parte della direzione di Leonardo per capire meglio il progetto industriale che
che coinvolgerà Ronchi dei Legionari, perché dopo le dichiarazioni e le rassicurazioni ricevute a tutti i livelli vogliamo conoscere nel dettaglio, conclude, quali saranno i progetti, le tecnologie e i velivoli che verranno sviluppati e fabbricati in Friuli Venezia Giulia. Avete visto alle mie spalle un'immagine di Papa Francesco a Trieste lo scorso luglio. Ad una settimana dai funerali del Papa e a pochi giorni dall'inizio del conclave torniamo a parlare appunto di quell'avvenimento. Lo abbiamo fatto nella puntata di Chiesa in città di questa settimana, puntata della quale vi proponiamo un estratto. Anche nella puntata di Chiesa e città in onda questa settimana si è parlato di Papa Francesco, in particolare assieme a due volontari che hanno preso parte all'organizzazione della Settimana Sociale dei Cattolici in Italia lo scorso luglio, Matteo Longo ed Erika Mastrociani, si è tornati a quella giornata il 7 luglio del 2024 che ha portato il pontefice in città. Avete le carte in regola, grazie. Avete le carte in regola e allora avanti. Come lui stesso ha ripetuto sia nell'omelia come anche poi dopo nell'Angelus, il 7 di luglio, Trieste è una città che è crocevia, che è incrocio, che è confluenza di popoli, culture e religione, e pertanto è una città che io penso era proprio nel cuore anche del Papa, che ci tiene molto col suo magistero a sottolineare questi aspetti di incontro, confronto, dialogo. Erika Mastrociani ha sottolineato un aspetto invero più generale della personalità di Papa Bergoglio, ovvero l'attenzione al mondo del lavoro. Aveva questa capacità di esprimere alcuni concetti. Quella volta io l'avevo sentito che parlava del lavoro e aveva espresso delle parole, delle qualità per definire che cos'era un lavoro buono. Una tra queste parole era la parola creativa. Ma non credo che sia una parola che molti papi abbiano usato nel tempo, la parola creativo e creatività, facendo riferimento al lavoro artigiano proprio. C'è dell'uomo e della donna che operano per costruire delle cose concrete. Laddove per Matteo Longo, che sabato scorso ha assistito in piazza San Pietro ai funerali del pontefice, aver visto Papa Francesco da vicino si inquadra in un'esperienza di vita più ampia. Ricordo soprattutto le parole e di come per la prima volta mi sono sentito veramente parte della Chiesa triestina, come quando ti senti parte di una grande famiglia, di un grande modo, che è proprio quello che mi piace della diocesi qua di Trieste, che sei veramente parte di una famiglia e che è bello condividere, soprattutto adesso anche con la pastorale giovanile, è molto bello, ti senti parte, ti senti partecipe e vivi veramente bene questa chiesa. Domani sarà il giorno clou della Trieste Spring Run, la grande festa dello sport con l'affollata corsa non competitiva, la Bavisela Family Run. Viale Miramare chiuso al traffico. Trieste è pronta ad accogliere domani la Trieste Spring Run e la colorata non competitiva Bavisela Family Run. Tante le strade chiuse al traffico tra la costiera, Viale Miramare, Portovecchio e le rive. Dalle 6 alle 11 fino a cessate esigenze, dalla cartiera del Timavo fino alla rotonda di Sistiana ex Bivio Trenoci, con deviazione del traffico obbligatoria verso Monfalcone all'altezza della località San Giovanni di Duino. La svincolo di uscita Duino dalle ore 6 alle ore 11, anche là divieto di transito fino a cessate esigenze. Per quanto riguarda il raccordo autostradale dalle ore 6 alle ore 11, deviazione obbligatoria per il traffico diretto a Trieste sulla strada provinciale 1 e ancora sempre dalle 6 alle 11 allo svincolo di uscita Sistiana, quindi anche là attenzione perché ci saranno appunto si presume che ci saranno delle code, comunque molto traffico in zona. E anche poi sulla SR14 dalle ore 6 alle ore 14 e sempre la chiusura di divieto di transito dalla nuova rotonda di Sistiana ex Bivio Trenoci fino all'inizio del centro abitato di Trieste, Viale Miramare. Per quanto riguarda la nostra città, diciamo il centro cittadino, anche là molti divieti di sosta in Viale Miramare e sulla bretella di collegamento tra Largo Città di Santos e Piazza Duca degli Abruzzi, lungo le rive tra Piazza Duca degli Abruzzi e l'intersezione con la bretella di collegamento tra
Largo Città di Santos e Piazza Duca degli Abruzzi e l'intersezione con via di Mercato Vecchio, quindi tutte le zone là delle rive interessate da questi divieti. E il divieto di transito anche là, già per quanto riguarda il nostro comune, sulla strada che dall'abitato di Santa Croce adduce alla strada costiera, poi sul viale Miramare, dalle 6 alle 14 questo, e anche il largo Città di Santos tra il varco monumentale e la bretella di collegamento tra il largo Città di Santos e Piazza Duca degli Abruzzi, e ancora poi Porto Vecchio, Porto Vivo, insomma tutta la zona interessata da questi divieti di transito. Ecco, quindi attenzione, mi raccomando, ai divieti, alle varie chiusure, perché sarà una giornata comunque molto, diciamo, importante anche dal punto di vista della viabilità. Domani al Miela, l'ultimo spettacolo della stagione 2024-2025 di Note in Caffè. Alessio Colautti omaggia l'operetta in un vero e proprio aperitivo con la Piccola Lirica in attesa degli appuntamenti estivi. Inizio ore 16:30. Quest'anno si spazierà a giugno e a luglio con un titolo italiano, a luglio con un titolo più mitteleuropeo. Di più Alessio Colautti non dice, ma dall'Associazione Internazionale dell'Operetta qualcosa in più sulla programmazione estiva, neanche tanto timidamente trapela. Intanto l'appuntamento da qui a qualche settimana a Rossetti con Cincillà il 17 e il 18 giugno. L'operetta di Lombardo e Ranzato festeggia il primo centenario ed era quasi scontato che nell'ottica che da qualche tempo caratterizza la programmazione dell'associazione questo anniversario fosse appunto celebrato. Accanto adesso vi è un'altra operetta che celebra un compleanno importante, poco distante dal secolo, Il Cavallino Bianco, che debuttò nel 1930 e che sarà proposta al Verdi a metà estate. In questo caso l'associazione Operetta collabora all'allestimento, laddove per quel che riguarda Cincillà la produzione sarà propria dell'associazione e il Verdi fornirà scenografie e costumi. Inoltre il calendario di appuntamenti estivi con la Piccola Lirica sarà completato da una serie di concerti in Piazza Verdi, fra i quali un omaggio a Johann Strauss nel bicentenario della nascita. Dunque l'estate triestina si tiene sempre più stretti gli appuntamenti con l'operetta e perciò Alessio Colautti, uno dei dioscuri della Piccola Lirica, l'altro essendo Andrea Binetti, quasi per preparare gli spettatori ai vari appuntamenti, ha deciso di dedicare all'operetta l'ultimo spettacolo della stagione 2024-2025 di Note in Caffè, in programma domani alle 16:30 al Teatro Miela. Sarà una sorta di ponte in quella che poi è la transizione negli eventi estivi. Quindi il maestro Corrado Guling al pianoforte, la mia tastiera a 48 tasti, la mia orchestra a 48 tasti, Andrea Binetti, e poi ci sarà un piccolo cameo molto prezioso. Quando a Trieste si dice operetta, si dice Daniela Mazzuccato. Grazie a tutti per essere stati con noi, chiudiamo qui, buon proseguimento di serata, buona domenica, arrivederci.